250. Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno ed eccoci qui con una nuova puntata di Pesca dalla rete. Buongiorno, buona radio a tutti e bentornata la nostra ospite. Bentornati per un'altra puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi la pesca. Voce sorrisi di Radio Libertà. Allora, fatevi sentire sempre più forti, mi raccomando, commentate le nostre dirette sui social, su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su tutti i touch point da dove ci potete ascoltare o vedere. Bando alle ciance, eccoci qui con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Buongiorno e ben ritrovata, è qui con noi Grete Merli Caliumae. Buongiorno, preparate dunque carta e penna e una tisana ai fiori, che dici? Una tisana ai fiori va bene, perché oggi parleremo di benessere nel mondo del lavoro. Grete Merlin Caliumae è una Self-Awareness and Leadership Coach che aiuta il leader a crescere attraverso percorsi di coaching e formazione su misura, specializzata in sviluppo della leadership, benessere aziendale, comunicazione efficace. Supporta imprenditori, manager e professionisti nel migliorare la loro capacità di guidare con chiarezza, sicurezza e impatto. Con un background in imprenditoria, public speaking e leadership development, il suo approccio è pratico e basato sulla consapevolezza di sé, per trasformare la teoria in strumenti concreti da applicare nel quotidiano. Il suo obiettivo è aiutare individui a costruire una leadership più solida, team più affiatati e ambienti di lavoro più sani e produttivi. Ci parlerà oggi di segreti consigli del lavoro autonomo declinato al femminile la nostra Grete Merlion Calimae, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bordotti, Toto Savio e Michele Zarrillo. E siccome Pesca dalla rete è una trasmissione tutta al femminile, salutiamo e ringraziamo alla parte tecnica la nostra Sveva. Buongiorno e ben ritrovata. Allora, partiamo con le domande. Nome, Grete Merlin, cognome, Caliumae, l'ho pronunciato giusto prima? sì, che di solito è un nome un po' particolare, le persone lo guardano ma non osano pronunciarlo. Che poi in realtà è facilissimo, basta seguire le lettere. Non è proprio Sì, secondo me la K all'inizio si che legge come si scrive. Comunque. Città, Alba Villa Como, professione. Self-Awareness e Leadership Coach. Ok, cosa fai col tuo lavoro? Aiuto le persone a raggiungere obiettivi che riguardano la capacità di leadership, autoconsapevolezza e produttività. Leadership sia se devi gestire le persone o se devi gestire te stessa, perché c'è anche self-leadership. Autoconsapevolezza, quindi guidare noi stessi, anche qua gestire noi stessi, produttività, fare meglio in meno tempo. Ok, e cosa non fai con il tuo lavoro? Non ti dico cosa devi fare. Meraviglioso. Ci arrivi da solo a capirlo, insomma, alla fin fine. Senti, da quanti anni sei in rete al femminile? Adesso un mesetto più di un anno, quindi un anno e un Ok. mese, Senti, e perché sei in rete al femminile? per trovare la comunità Mm?
che parla la mia lingua. Mhm. Quelle persone che hanno voglia di crescere, di creare qualcosa insieme, di fare sorellanza, sia individualmente come persone, ma anche imprenditorialmente, o comunque con Senti, le qual è professioni. secondo te il potere delle donne nel mondo del lavoro? Ah, le donne, io sono una fan, proprio fan numero uno delle donne nel mondo del lavoro. Secondo me hanno la capacità di leadership proprio naturale, innata, Ok. ma anche quella di creare le reti di sostegno tra di loro, con il loro lavoro, oppure semplicemente attraverso le loro azioni, nutrire gli altri o i collaboratori. Le donne sono il potere. Senti, vedo che sei collegata al tuo fantastico studio con questa luce meravigliosa. Qual è il portafortuna che hai sulla scrivania? In realtà sulla scrivania non ho portafortune perché mi distraggono, quindi preferisco avere la scrivania libera, ma Ma? amo le pietre semipreziose. Ok. Sia che uno ci crede o non ci Mhm. crede, ma io li indosso un po' come portafortuna. Ad esempio, se ho bisogno di più coraggio, Mhm. mi piace mettermi il mio braccialetto di Malachite. Se invece ho bisogno di parlare in pubblico, vado sul palco. Mi piace prendere con me il mio portafortuna in selenite. Quindi io amo le pietre semipreziose. Che meraviglia, grazie per questi consigli che ci hai dato. Fondamentalmente ci hai dato dei consigli su cosa dobbiamo tenere in una tasca, magari. Senti, ma cosa volevi fare da bambina? Da piccola Mm. volevo fare tantissime cose, Mm. tra cui volevo fare lo scienziato dello spazio prima che sapessi che si chiama astronauta. Poi da piccola ho creato anche, ma qua forse avevo 7, 8, 9 anni circa, avevo creato il mio primo business plan, la strategia di impresa, che si chiamava La mia vita, in Mm. estone, quindi Minuelo. Ok. Qua dentro ho allineato tutti i pro e contro tra le persone, quindi chi conviene, in chi conviene investire di più per arrivare sulla mia strada, quale strada mi conviene prendere per creare un mio brand di abbigliamento, perché mi Scusa, piaceva cucire. quanti anni avevi, hai detto? 7, 8, Ah, massimo ti faccio una 9. domanda, ma non ti è mai venuto in mente di pubblicare questa cosa come se fosse proprio un libro per bambini di quell'età, per aiutarli proprio a capire anche, no, le dinamiche del mondo del lavoro? Perché io penso che parlare di lavoro non sia mai troppo presto. Non ti è mai venuto in mente di fare una cosa così? No, però Potrebbe essere utile, eh? è Deve essere molto interessante. utile. Guarda che, insomma, del resto l'idea l'hai avuta tu che avevi 7 anni, quindi non vedo perché un altro bambino di 7 anni non possa comprendere o capire o essere interessato a questa materia. È molto interessante, è vero che si parla già magari di educazione alla finanza e cose di questo genere, ma secondo me un'educazione al lavoro sin da piccoli è importante. Intanto perché magari capiscono anche gli impegni dei genitori, che non è cosa da poco. E poi Mh. anche perché, come dice la nostra Roberta Berno, che anche tu conosci, che è della Leadership Diffusa di Milano, lei che usa le favole nel mondo del business, lei non dice cosa vuoi fare da grande. La domanda che lei fa è cosa vuoi fare di grande? Bello. E secondo me questo si sposa molto con questo tuo progetto che secondo me ha tutto il potenziale per diventare un ottimo libro, poi ti aiuto a scriverlo, non è un problema. Però ad Ottimo. da- Stanno già nascendo al di là del collaborazioni. progetto proprio editoriale di per sé, io penso che possa essere importantissimo, perché del resto tu hai scritto che avevi 7 anni, e Mh. quindi perché no? Va bene, parlando dopo i nostri progetti editoriali andiamo avanti con l'intervista. Va bene. Ok, ti faccio una domanda strana. Se tu potessi parlare con una rosa, cosa le chiederesti? Se tu potessi fare una domanda a una rosa, cosa le chiederesti? Qua si apre tutto un mondo per me, perché ne ho Apriamolo. conosciuto moltissimo, quindi io Apriamolo. chiederei: "Cosa senti?"
perché tra i documentari o le ricerche che ho trovato, proprio raccontano come le piante sono capaci di individuare chi è la persona che li nutre, chi è la persona che magari li brutalizza, quindi hanno un qualche livello di conoscenza, consapevolezza da qualche parte, oppure anche solo il fatto che le piante dormono di notte, che è stato ricercato poi da un laboratorio italiano, oppure che hanno trovato che le piante hanno la memoria della foglia che li stacchi. Quindi proprio cosa senti come pianta? Come funziona il tuo mondo sensoriale? Che bello! Affascinantissimo. Beh, sì, molto. Allora, la parola che manca nel tuo lavoro e se non c'è, che proprio che vorresti inventare. Empowerment in Mm? italiano, soprattutto quando voglio esprimermi, Sì? magari attraverso, in questo caso la radio, ma di solito non sono in radio, quindi con i clienti o comunque per far capire cosa faccio. Utilizzo Certo. spesso la parola empowerment perché non Beh, ho ancora trovato la parola in in teoria un italiano. corrispettivo proprio italiano non c'è, però sarebbe accrescimento di potere o potenziamento del potere, cioè potenziamento del potere sembra quasi ridondante, no? Però è il potenziamento, giusto? L'accrescimento del potere? Perché va anche accrescimento è bello perché ha dentro quella sensazione proprio di crescita. Sì, forse accrescimento del potenziale Mhm. o qualcosa là in mezzo. Vabbè, loro l'hanno sintetizzata, via, comunque, va bene. Senti, che musica ti piace? Io sono l'amante del silenzio Beh. di per sé e suoni di natura, quindi stare sulla banchina in questo periodo magari ascoltare il suono delle api o degli uccelli, ma utilizzo la musica in realtà come uno strumento. Mhm. Quindi se parliamo di musica, per me è uno strumento. Quando devo fare gli esercizi metto quello pomposo che mi fa sentire più potente, invece se voglio sfogarmi metto quello ritmato, no? Per ballare magari. Se ho bisogno di cambiare tonalità, cambiare energia, magari prima di una sessione col cliente, che ho una giornata no, però alla sessione tu devi arrivare pagina bianca, neutralità positiva. Là di solito utilizzo la musica più meditativa. Ok. Senti, ti ricordi una cosa particolare che facevi da bambina? Uh, sì, avevo una collezione enorme di peluche, ma enorme, nel senso che ci dormivo dentro. Mia madre doveva scavarmi No, dai vabbè. peluche, Era- grandi e piccoli. Ehm, Poi un'altra cosa che facevo per la sfortuna di mia madre è portare a casa gli animali randagi per curarli di solito, quindi non so, i piccoli Oh. gattini o gli uccellini. Sai che tanti tanti anni fa in Carinzia, ora non ricordo la località, mia figlia ha 36 anni, era piccina all'epoca, no? Avevamo trovato il Museo dei Peluche. Era una cosa meravigliosa perché era questa casettina, no? Praticamente tu entravi e avevano ricostruito ogni ambiente con proprio gli animali, con i suoni della natura, proprio tutta l'ambientazione e c'erano i peluche al posto degli, uno zoo di peluche era. Si chiama proprio il Museo dei Peluche, era una meraviglia. Poi siamo tornati anni dopo e non c'era più perché i costi per la gestione di questo posto erano immensi e la titolare, la proprietaria, non riusciva più a mantenerlo. Meraviglioso, il Museo dei Peluche. Ti sarebbe Cavoli. piaciuto da matti? Vabbè, Mm. magari lo rifaremo insieme al libro, faremo anche il So libro. che in Estonia c'è un museo di pupazzi in cui sono andata, che era molto bello perché c'erano anche proprio pupazzi cinematografici e Quindi interessante. restiamo sempre un po' nei ricordi. Qual era il gioco preferito che facevi da bambina? A parte portare a casa gli animaletti, eccetera. Ehm, D'inverno ero una bambina che disegnava, ero Mm. molto tranquilla come bambina in generale, non è che ero chissà quanto vivace, mi facevo un po' gli affari miei.
Disegnavo Mm? oppure insegnavo a tutti quei peluche perché bisognava dargli un po' di istruzione o Certo, comunque ci giustamente. interagivo. Di Certo. estate invece in mezzo alla natura arrampicavo gli alberi per mangiare i frutti, magari alberi di mele, per vedere un mondo da un'altra prospettiva, perché se ci vai in alto, guardi lontano, Mhm. sì, Eh sì, era un mio esercizio anche un po'. eh sì. Poi, vabbè, saltavo nelle pozzanghere, cercavo frutti di bosco, ero una selvaggia d'estate. E poi più in alto vai, più è facile vedere la linea dell'orizzonte. Sì, c'era un albero Mare, altissimo. Nel nostro giardino c'era un albero altissimo dove finalmente quando avevo il coraggio di arrivare fino in cima ho scoperto che c'era una banchina. no, vabbè, adoro. Qualcuno ci aveva costruito la banchina, era bellissimo. Che meraviglia. Vedi, che belle scoperte. E cosa guardavi alla televisione? Insomma, adesso la televisione è un po' dissacrata, no? In questi ultimi anni, pure quando eravamo piccini noi c'erano comunque anche delle trasmissioni interessanti, oltre ai classici cartoni animati, eccetera. Tu cosa guardavi da piccola? Se lo chiedo da mia madre mi dice tantissimi cartoni che io non mi ricordo. Io mi ricordo soltanto i Teletubbies che guardavo prima di andare a scuola. Ma, ma in realtà io da piccola ho imparato l'inglese attraverso i cartoni. Ah, ecco, vedi. Mm. Senti, se tu avessi una macchina del tempo, no? In che epoca ti porteresti? Nel passato, nel futuro? Dove? Dove andresti? Mm. Andrei a visitare le civiltà antiche, Davvero? quelle perdute che non ci sono più, gli Incas, gli egiziani, per vedere quanto erano simili a noi o diversi, perché io ho una teoria, un dubbio, che ovunque dove andiamo nella linea del tempo per quanto riguarda l'umanità, che Sì? la natura umana di base rimane sempre costante. Ho un po' questo dubbio qua. Quindi andrei a spirciare le civiltà perdute per vedere se è vero anche lì. E Cambia un poi, po' l'etica e la morale nel corso dei secoli, degli anni, ma fondamentalmente tu dici l'animo umano quello è. sì, Deve poi adattare alle varie situazioni, cose, però non- sì, c'è sempre uno che cerca. fondamentalmente a livello dell'anima non ci siamo poi evoluti così tanto come nel progresso, allora, probabilmente. Secondo me no, O perché forse comunque quella è la nostra natura e non possiamo prescindere, perché poi la nostra natura è quella del dualismo, no? Tra il bene e il male, fondamentalmente lì eravamo e lì siamo rimasti, no? Che alla fin fine siamo tutti figli, no, della progenie di Caino, non di Abele, perché se Abele è morto siamo tutti, no, della progenie di Caino, quindi abbiamo realmente, concretamente, no, il bene e il male in noi. E quindi probabilmente tu dici da lì non ci siamo spostati, in realtà è cambiata l'etica, è cambiata la morale, è cambiata la società, ma noi quelli eravamo e quelli siamo rimasti a livello di genere umano. Mm? Secondo me sì, siamo sempre alla ricerca di chi siamo sempre alla ricerca di cosa dovremmo fare. Abbiamo un po' di gelosia magari del nostro compagno di classe o quello che a quell'epoca era il vicino di casa, Beh, sempre diciamo problemi che abbiamo magari. sempre a che fare con quel abitante scomodo del nostro io che si chiama ego. Mm. E serve e non serve, perché se riusciamo a tenerlo a bada serve, altrimenti siamo un po' soggiogati al suo potere. Senti, dai, adesso mi devi dire uno scioglilingua nel tuo dialetto o nella tua lingua, perché tu originariamente non sei italiana, quindi fammi sentire il suono della tua musica con uno della tua lingua, scusa, con uno scioglilingua. Esimese, esimehe, esimene, esinemine. È in estone che significa la prima apparizione del primo ministro. No, vabbè, però è bellissimo come suono. Poi dopo mi mandi un vocale così me lo tengo registrato. È bellissimo. Sembra quasi un mantra. Sì, ma la lingua estone è particolare. È Io bello, me lo no? immagino ascoltandolo dall'esterno, ma cerco di immaginarlo. Ha moltissimi vocali. La prossima volta facciamo un'intervista in estone, sottotitolata.
Ti faccio le domande in italiano, ti rispondi in estere. Colore preferito? Verde muschio e lilla. Wow, segno zodiacale. Toro ascendente bilancia. Quindi sei? Secondo il zodiaco sono una persona che unisce il pragmatismo del toro alla raffinatezza della bilancia. Bellissima, la raffinatezza mi piace da matti, come parole stupende. Sai che io adoro le parole, amo le parole. La tua citazione preferita? Quello di Henry Ford, Mm? che tu creda di farcela o di non farcela, avrai comunque ragione. Perché sostanzialmente ci hai provato, nel senso, no? Perché sostanzialmente si autoavvera. Tu dici io non sono capace di parlare in pubblico, hai ragione. Tu dici io sono capace di parlare in pubblico, tu ci provi, fallisci 10 volte, l'11ª volta hai ragione. Allora. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Allora, senti, visto che tu sei un amante degli animali e dei peluche, Tanquan, dimmi 3 animali, no, che ti definiscono, perché io delle volte faccio questa domanda e dico ditemi 3 sostantivi e voi giustamente rispondete con 3 aggettivi, ma io intendo proprio 3 sostantivi, cioè 3 oggetti nei quali, no? Allora a questo punto l'ho cambiata la domanda e chiedo 3 animali che ti definiscono, via, così almeno è chiaro che non voglio degli aggettivi, voglio proprio... Cosa ti senti? Sai che la commedia dell'arte, no, parte sostanzialmente poi dallo studio delle maschere, il studio delle maschere alla fine sono, no, animalesche. Ecco, cosa ti senti tu? Io mi sento in un polpo perché se l'ambiente cambia, il polpo cambia colore, Mhm, quindi per adattabilità, mhm. un polpo. Cambio di strategia se c'è bisogno. Ok. Poi mi sento nel toro, Mhm. che è il mio segno zodiacale, anche Eh. però proprio come animale, per la determinazione. Ok. Quando mi fisso un obiettivo, ma proprio mi intestardisco a volte, parto con la tenacia e sicurezza, proprio come il toro verso Mm. come si chiamano quelli che svolazzano il tessuto rosso? Ok, sì. Torero, ok. Torero. E poi mi sento anche un po' come una giraffa. Cioè Ok. cerco sempre di guardare oltre l'apparenza, di vedere la visione più grande, la visione d'insieme. Dall'alto, come dicevi prima, questa visione dall'alto. Poi la Sì, giraffa con vedere... questo collo lungo è elegantissima. Ha anche un'andatura molto, molto elegante, la giraffa. Va bene, allora invece se tu fossi un supereroe dei fumetti, che potere avresti? O che potere vorresti avere? mm. Conoscendomi, sarei una mutaforma, proprio Ok. una che si plasma, Mhm. perché proprio dai feedback, da quello che mi hanno detto le persone, mi dicono spesso che sono tante persone, riesco a essere così tante cose a così tante persone. Sei un Quindi, mutante, un mutante. Ok. esatto. Senti, sempre un'altra domanda delle mie bizzarre, oggi ce l'ho su con gli animali. Cosa vorresti per amico immaginario? Un drago o un unicorno e perché? Queste sono domande serissime queste, secondo me, perché svelano molto più di tante altre domande e risposte, vai. È una bellissima domanda. Io vorrei un draghetto piccolo, un Mhm. piccolo drago che Sì? volasse in giro, perché mi suona più autosufficiente, facile da mantenere. Ah, ok. Sì, va a procacciare da Cucina solo. da solo, accende il fuoco da solo, ha bisogno di... ha Vola in bisogno di giro, non fuoco. devo portarlo a spasso. Esatto, esattamente, è fantastico. Che tipo di viaggiatore sei? Mi considero una viaggiatrice immersiva. Mm, Proprio mi piace andare nei posti più local, se riesco a starci più tempo, ancora meglio, ascoltare i loro modi, interagire con le persone che ci vivono, provare le loro tradizioni, provare il cibo. Mm, sì. bello, bellissimo. Non sei un turista, sei proprio un viaggiatore, insomma. Senti, un sogno ricorrente? Io ho questo sogno ricorrente da, credo, 15 anni, di più forse Sei fedele ai anche. tuoi sogni? Di Fedelissimo. vivere in un mondo più sostenibile. Può sembrare un qualcosa di banale, però proprio
un mondo dove le persone hanno la connessione tra di Certo. loro, con se stessi, abbiano un sistema nervoso sano. Perché comunque se vediamo in giro andando in posta o comunque tra i guidatori in traffico, sembra che siamo tutti caricati a molla. Appena succede una piccola Mamma cosa mia, è vero. scoppia Tutti reattivi, tutto. iperreattivi. Senti, ma oggi ce l'ho su con gli animali, con il tempo, con il passato. Se tu potessi tornare indietro, quale personaggio famoso intervisteresti, cosa gli chiederesti? Tanti. Tanti? Beh, Mi ma viene in mente Albert Einstein come prima immagine proprio, per la sua genialità, mm, ma anche perché io ammiro tantissimo questa caratteristica che è di non prendere la vita troppo sul serio ed è un qualcosa che mi immagino che potesse avere anche lui. Ho letto un articolo un po' di tempo fa su Esquire, praticamente parla della storia della famosa foto di Einstein che fa la linguaccia, no? È la famosa, Mhm. iconica quella foto. Allora, praticamente ho scoperto la storia di questa foto, no? In realtà non era una smorfia scherzosa, è stata una sua reazione di rabbia, mh, perché dopo la festa del suo 72esimo, se non ricordo male, compleanno, era stato praticamente assalito dai fotografi che volevano necessariamente fargli una foto, eccetera, eccetera, mentre lui cercava di tornarsene verso casa con la macchina, il sortista e tanquane, eccetera, no? Quindi a un certo punto, stufo dell'assedio di questi fotografi, a un certo punto a uno che gli ha chiesto mi fa un sorriso, lui gli ha tirato fuori la linguaccia. È stato, quindi anche i geni, no? Così nel loro piccolo si incazzano. Quindi insomma, senti, i tuoi hobby, che hobby hai? Vario molto. Mhm. Quasi quasi a volte dico che il mio hobby è avere tanti hobby, ma in realtà c'è un filo conduttore che ho notato, Sì, ovvero il benessere oppure costruire. sì. Quindi mi piace molto fare le ricerche su argomenti del benessere fisico, mentale, emotivo, oppure mi piace costruire, creare i miei cosmetici a casa per evitare la plastica, per evitare le Ok, tossine. sì, certo. Mi piace sperimentare in cucina con Mhm. l'alimentazione rigorosamente sana. Ok, Ora anche con allenamento, mi sto allenando ogni giorno. molto. Poi scrivo il diario, studio molto, Adesso faccio devi public scrivere il libro speaking. per i bambini, quindi insomma ne hai di cose da fare. Senti, noi non abbiamo ancora tantissimo tempo, però voglio parlare un po' insomma del tuo lavoro, magari dando anche qualche consiglio ai radioascoltatori. Tu sei una che fa anche corsi per parlare, una professionista, scusa, che fa anche corsi per parlare in pubblico, no? Però appunto parlare in pubblico terrorizza molte persone. Abbiamo ancora 10 minuti. Terrorizza molte persone. Qual è il tuo miglior consiglio per superare la paura del palco? In primis, quindi come primo step, osservare. Mhm. Osservare le reazioni del nostro corpo Sì? e Sì. respirare. Sì. Quindi proprio 2 secondi dentro, un altro inspiro e poi espirare piano. Mhm. Ripeterlo fino a quando ti senti un po' più centrato. Sì. Secondo step, usare posizioni del corpo aperti anche prima di salire sul palco, perché comunicano al nostro sistema nervoso che siamo al sicuro. Ad esempio, se ci immaginiamo la posizione del Superman com'è, su 2 gambe centrata con le braccia sul fianco. È una posizione aperta, Mhm. quindi non abbiamo paura, non nascondiamo i nostri punti sensibili Certo. e ci aiuta Ci dà sicurezza. sì, con dare sicurezza. Terzo step, il focus. Mhm. E in questo senso cambiare il focus, perché quando saliamo su un palco noi abbiamo la focus su noi stessi. "Ah, e se sbaglio? E se mi dimentico qualcosa? E se tutti mi guardano?" Invece È provare a abbastanza normale poi spostare tra l'altro che tutti ti guardino. sì, sì, assolutamente, però è una delle paure, essere Certo. visti. Mm-mm.
spostare questo focus non da me a te, quindi a te il pubblico, Certo. guardare il pubblico, mettere il focus sul riuscire a far passare il messaggio al pubblico, il tuo obiettivo, perché sei là sul palco, no? Quindi magari sei tu che guardi anche tu le loro facce buffe. Sì. Beh, sai che no, quando facevo teatro ci dicevano se avete paura del pubblico, sai, comunque dal palcoscenico la sala la vedi, ma soprattutto la senti, no? Ma le prime file comunque le vedi, ma insomma delle volte vedi anche proprio tutto il pubblico, anche Penova, ma lo vedi. Allora ti dicevano non abbiate paura del pubblico, prima di tutto perché più gente c'è meglio, vuol dire che è bello quello che state facendo, è interessante quello che state dicendo, eccetera, eccetera. Ma soprattutto dicevano non vi lasciate intimorire, intimidire, immaginatevi come se fossero tutti seduti in mutande e quindi loro spogli davanti a voi, non voi che vi mettete a nudo davanti a loro, viceversa, proprio come dicevi tu, proprio ribaltare, no, sul pubblico, è come restituire la delega al pubblico, no, della responsabilità e del successo di quello che stai facendo, anche perché il pubblico poi ha una funzione fondamentale, il pubblico deve essere attento, perché poi quando tu sei sul palco questa attenzione la percepisci o non la percepisci e talvolta quando il pubblico non è attento porta poi te ad essere distratto e quindi la buona educazione, le buone maniere, ma soprattutto la capacità di essere in ascolto è fondamentale, proprio per non disturbare il lavoro di chi è sul palcoscenico. Perché se sei su un palcoscenico sicuramente stai facendo un lavoro, che sia quello di un oratore, che sia quello di un attore, no, quindi ci vuole massimo rispetto. Abbiamo ancora quasi 7 minuti. Immagina di dover lavorare senza internet per 1 settimana. Che Io gioia. credo che lo farò. Mi sa che lo farò proprio perché suona come una sfida sana. È vero? Infatti. Senti, una cosa che non ami di te. Ho fatto talmente tanto lavoro su me stessa, che ho imparato ad amare ogni mia parte, anche se sbaglio, se c'ho i miei primi capelli bianchi, ne sono fiera, mi sanno di saggezza. Certo, certo. Il rotolino che appare ogni tanto, le emozioni brutte e cattive non esistono. No, Quindi no, no. proprio ogni cosa mi ricorda che sono viva. Se mi appare un brufolo vuol dire che devo nutrirmi con alimenti più antinfiammatori, devo prendermi cura di me. Senti, Non ce siccome la non faccio. abbiamo tantissimo tempo, io direi una cosa, dai, lo so che voi coach non nel vostro lavoro non date consigli, ma io ti chiedo, diamo invece 3 consigli, no, ai nostri radioascoltatori, 3 consigli che ti senti di dare, che comunque nascono dall'esperienza del tuo lavoro. Dai 3 consigli e una tua ricetta di donna, così poi dopo salutiamo i nostri radioascoltatori perché abbiamo ancora poco più di 5 minuti. Vai. 3 consigli. Andrei sulla gestione della propria energia, Sì. quindi come gestire meglio la nostra energia. Primo consiglio: tenere traccia della mia attività, quindi Okay. immaginare di avere un piatto di energia. Sì. Cosa ci trovo sopra? C'è il lavoro, famiglia, un progetto, hobby, amici, lavoro in casa? Cosa c'è esattamente sopra il mio piatto? Per poter gestire la nostra energia dobbiamo capirlo. Cosa stiamo gestendo? Quali sono le attività che mettiamo sul nostro piatto? Quindi consiglio meticolosamente di tracciare, almeno per 1 settimana, tutte le attività che facciamo e quanto tempo ci mettiamo. Okay. Secondo consiglio. Secondo consiglio: capire cosa mi dà e cosa mi toglie l'energia. Okay. Quindi ho la mia lista di 1 settimana di tutto quello che faccio in 1 settimana, barrare, cancellare tutte le attività che mi fanno sentire la stanchezza dopo che le faccio, quelle che mi proprio tolgono l'energia. Invece evidenziare, fare una stellina faccina vicino a tutte le attività che invece mi danno energia, che passano come l'acqua, no, il tempo vola, quelle che mi fanno sentire la soddisfazione. Okay, consiglio numero 3. Consiglio numero 3: imparare a dire di no a tutto quello che hai barrato nella lista. Mh-mh. Quindi di decidere cos'è davvero importante per te
e se c'è un altro modo per fare tutto quello che è essenziale che hai parlato, perché ho sentito molte proteste sul devo pagare le bollette, devo rispondere alle email, no? Ci sono delle attività che noi dobbiamo per forza fare ed Certo. è tutto vero, Mm? ma spesso sul piatto, se lo guardiamo bene, vediamo anche che abbiamo utilizzato social media per 3 ore, abbiamo bevuto il caffè con una persona che ci esaurisce fisicamente, mentalmente, emotivamente Certo. e così via. Quindi dobbiamo imparare a dire di no a noi stessi per delle attività che ci tolgono energia, alle persone che ci tolgono più che ci danno e a impegni che possono essere delegati. Ti devo interrompere perché abbiamo ancora pochissimi secondi. Senti, nel testo della canzone Ricetta di donna, cantata da Ornella Vanoni, qual è la frase che più ti piace? Ma quelle vere sono rare e non ritornano. Che bello! E invece noi donne ritorniamo settimana prossima con un'altra puntata di Pesca dalla rete e adesso ringraziamo e salutiamo la nostra Grete Merlin Calimai per essere tornata a trovarci, parleremo ancora del tuo lavoro, magari tornerai ancora un'altra volta a trovarci. Ringraziamo e salutiamo la nostra Sveva alla parte tecnica. Hai ancora 2 minuti per una ricetta di donna miracolosa per i nostri radioascoltatori di Radio Libertà, vai. Ricetta della donna. Sì. Secondo me è quello di ritrovare Mh? nel cassetto quello spirito di donna ancestrale, quello spirito che crea con proprio da zero Mh-mh. a qualcosa, no, che crea dal nulla, che nutre con il proprio modo di essere, modo di comportare, le proprie creazioni, le collaborazioni. Quell'anima quasi ruvida e grezza che è l'anima ancestrale della donna, quasi l'opposto di quello che ci dipingiamo come donna. Certo. Di trovare quella vera essere, quella vera noi stesse e imparare a seguirla, imparare a seguire il suo istinto, imparare ad amarla, Vero. portarla là fuori perché serve. E su queste bellissime parole della nostra Grete io vi saluto, vi ringrazio di nuovo te Grete, ringrazio di nuovo Sveva la regia e ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata di Pesca dalla rete. A presto e un super bacione. Grazie, grazie, buona radio a tutti voi cari radioascoltatori. Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride, non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.